in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Cagliari ha ospitato la prima presentazione in Sardegna del nuovo progetto editoriale della rivista Rinascita. Il direttore Goffredo Bettini ha incontrato il pubblico per discutere dei principali temi dell'attualità politica, economica, sociale e culturale nell'ambito di un appuntamento dedicato al confronto democratico e alla partecipazione. L'evento promosso da Rinascita Sardegna ha visto gli interventi di Michele Metta, Massimo Zedda e Graziano Milia. Beh, il segreto c'è. Ed è quello di dare, una domanda che mi permette di dire una cosa importante, di dare sempre qualcosa di più e che non si conosce nella informazione quotidiana, nella informazione che è fatta di dichiarazioni, di tweet, cioè estremamente consumabile in 24 ore. Noi ci auguriamo che Rinascita possa durare più di 24 ore. L'importanza di tornare anche al cartaceo. Beh sì, perché noi abbiamo fatto questo esperimento online che sta andando molto bene, però ogni 3 mesi facciamo una sorta di libro che si fa cartaceo appunto, dove raccogliamo nuovi contributi un po' più profondi, un po' più distesi, no? Quindi a forma anche di saggio, è molto interessante, sta avendo un riscontro dentro soprattutto la sinistra molto interessante, vuole essere una sinistra critica, cioè una sinistra che sogna un mondo radicalmente diverso rispetto a quello che c'è, però ci sono anche dei contributi di personalità della destra, cioè per esempio una cosa molto bella di Buttafuoco, un'intervista, c'è un articolo molto interessante del filosofo di destra Marcello Veneziani, quindi vuole essere una rivista che ha una tesi, e cioè che in questi anni, nei decenni passati, c'è stata una subalternità della sinistra al mondo così com'è, diciamo, dal mondo uscito dall'89 in poi, ecco. E però su questa tesi vogliamo fare un confronto molto ampio dentro la sinistra ma anche fuori dalla sinistra. Beh, una giornata importante, primo perché come dire, rispolveriamo dagli archivi, no, questa bella testata che ha segnato numerosi decenni di discussioni nel secolo scorso, e poi perché la si vuole rilanciare con un piglio nuovo di approfondimento, di esercizio della critica, ecco, la critica sociale, questo termine che non usiamo quasi più, no? C'è bisogno di approfondire gli argomenti, di studiarli, di conoscerli, e il senso di questa iniziativa editoriale è tutto qui, insomma, come il senso di tutte le iniziative editoriali. Naturalmente qui vi è anche un profilo politico che fa riferimento non solo alla storia della Rinascita nella sua storia appunto, ma fa riferimento anche a un mondo che pensa ad una società migliore, più giusta e dove soprattutto le diseguaglianze vengono considerevolmente ridotte. Questo è l'auspicio, no, del nostro lavoro.
Per la terza volta in pochi mesi Panorama Sardo ritorna sul tema della fibromialgia, un grave problema di salute che interessa 6 milioni di donne in Italia e oltre 10.000 in Sardegna, che convivono con l'incubo della cosiddetta malattia invisibile, che all'esterno non lascia segni, ma dentro distrugge. La condanna più grande, l'incomprensione, il giudizio di chi pensa sia tutto solo nella testa, il silenzio a cui queste donne vengono relegate. Ma qualcosa sta cambiando. La Sardegna è stata tra le prime regioni a fare un passo di civiltà, riconoscendo la fibromialgia come malattia invalidante, e la medicina sta cercando strade nuove, concrete, per restituire la vita a chi l'ha vista fermarsi. Tra queste l'impegno scientifico del dottor Nicola Pirastu, specialista in ginecologia e ostetricia, che ha sviluppato un percorso basato sull'ipnosi cosciente. L'inviato di Panorama Sardo, Chicco Lecca, ha cercato di saperne di più con la collaborazione di una paziente. Mi chiamo Alessandra, ho 41 anni, soffro da tanti anni di fibromialgia, non ricordo quando ho iniziato a non avere i primi dolori. Per noi fibromialgiche è molto importante far capire alle altre persone cos'è il dolore, perché arrivi a un punto dove non sei compresa e automaticamente noi ci chiudiamo in noi stesse. E nella mia attività professionale, oltre nella specialistica ovviamente di ginecologo, ho integrato e ho approfondito lo studio dell'ipnosi perché ritengo un valido supporto per tutte le pazienti, perché la prima cosa che bisogna aiutare a fare le pazienti è non soffrire, e quindi ho elaborato un modo di approccio nel caso della fibromialgia, vedendo che questa patologia nelle mie pazienti era abbastanza diffusa, assieme all'endometriosi e tante altre patologie di cui non sto qui a dilungarmi, però con le sedute dell'ipnosi ho aiutato molte pazienti a gestire non solo il sonno e quindi recuperare le forze e le energie, ma anche a controllare il dolore in modo ottimale. Io controllo da 10 a 1 e il numero prima di scendere piacevolmente, uno stato di benessere ancora più profondo. 10, sempre più giù, 9, consapevole che tutti i rumori che ci sono intorno a te, 8, io torno a concentrarti di più, a rilassarti di più, 7. Oggi abbiamo fatto l'ultima seduta di questo percorso con Alessandra, in cui ho insegnato ad Alessandra l'autoipnosi per gestire i dolori della fibromialgia, e non solo ovviamente, ed è naturale che dopo una seduta di ipnosi in cui si va marciando profondamente, quindi a attivare delle risorse inconsce, può capitare che la paziente si emozioni, quindi che esca qualche piccola lacrimuccia. Questo è un dato solo positivo, non va visto come un pianto triste, diciamo così, ma come una liberazione, come una catalizzazione delle emozioni. Infatti io molto spesso dico: lascia che le lacrime sgorgano come una fontana, in modo che lavino via tutte le tensioni e ti lasciano più rilassata e più tranquilla nel post seduta. Ho iniziato questo percorso dalla prima, ora siamo alla quarta seduta. Gradualmente su ogni seduta ho incominciato a trovare un benessere psicofisico. Non parlo solo del mio fisico, ma anche del sonno, cosa molto importante per chi soffre di fibromialgia. Questo step è stato molto importante perché ogni qualvolta che fai una seduta si smuove un qualcosa, ma di positivo, no? Sulla questione dolore. Prendi consapevolezza del tuo dolore, prendi consapevolezza delle tue emozioni. Lo consiglio veramente tanto. Sapete quali sono i dolori? Credetemi, è un qualcosa in più che dovremmo imparare ad ascoltare i dolori, ad ascoltare la nostra mente e a liberarci da questo dolore che ci logora, il nervoso che ci logora, l'odio che ci logora, questa malattia. E quindi queste lacrime sono di benessere e di consapevolezza
che non solo, ma anche le cure aiutano, ma questo percorso aiuta a capire ogni parte del tuo corpo, i tuoi nervi, i tuoi muscoli, le tue cellule. Aiuta ogni volta di più a star bene proprio tanto con i dolori, ma il sonno è veramente rigenerante per noi, quindi è veramente fenomenale. E ringrazio il dottore per questo percorso, veramente tanto, quindi lo garantisco al 100%. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Da oltre 50 anni, Publi-A Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publi-A Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nuova Toyota Aygo Cross Hybrid. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A 2 mesi dall'inaugurazione, Arete, Antonio Corriga, Paolo Pillonca e la virtù dell'amicizia. Continua a mostrare con forza la vitalità del progetto che il Museo di Arte Moderna e Contemporanea Antonio Ortiz a Ceguè di Azzara
Ha dedicato ad Antonio Corriga, Paolo Pillonca e alla rete di artisti e intellettuali che hanno raccontato la Sardegna come comunità viva, memoria condivisa e futuro possibile. La mostra è visitabile fino al 31 agosto 2026. Il percorso, curato da Sabina Corriga, figlia dell'artista e presidente dell'associazione culturale intitolata ad Antonio Corriga, e dal documentarista e curatore d'arte Antonello Carboni, si conferma oggi uno dei motori culturali più riconosciuti del territorio, capace di attrarre un pubblico costante composto da residenti e visitatori che individuano nel museo l'unico presidio d'arte contemporanea della Barbagia del Mandrolizai e un luogo di riferimento per la crescita culturale della comunità. Il titolo della mostra, richiamando il concetto greco di arete, continua a suggerire una visione dell'eccellenza come responsabilità condivisa, come capacità di esprimere la parte migliore di sé e di metterla al servizio degli altri. E da qui il doppio significato di arete, che unisce arte e virtù, bellezza e valore, memoria e impegno, offrendo al visitatore un percorso che non si limita alla celebrazione del passato, ma invita a riflettere sul rapporto tra talento, comunità e futuro. Le figure di Antonio Corriga e Paolo Pillonca restano il fulcro narrativo della mostra. Corriga, con i suoi volti, i riti, i paesaggi e le atmosfere dell'isola, ha costruito nel tempo uno sguardo riconoscibile sulla Sardegna contemporanea. Pillonca, attraverso la parola, la ricerca linguistica e l'attenzione alla poesia in limba, ha restituito la profondità culturale e umana delle comunità sarde. Attorno a loro, nel paese natale di Corriga, si dispiega la dimensione corale del progetto, che mette in relazione esperienze artistiche e culturali differenti,
Pinuccio Sciola, Aligi Sassu, Antonio Azza, Giuseppe Carta, Melonischi da Villacidro, Salvatore Ligios, Domenico Ruiu, che continuano a raccontare alcuni tratti profondi dell'identità isolana, confermando la capacità della mostra di generare dialogo e riconoscimento. Il tema della mostra è l'amicizia, sentimento che ha legato Paolo Pillonka, grande intellettuale sardo, ad altri intellettuali. Paolo Pillonka è stato un grande giornalista, uno scrittore, un poeta e nella sua vita ha conosciuto tanti altri intellettuali con cui ha scambiato delle grandi relazioni. La mostra vuole celebrare proprio questo senso dell'amicizia attraverso le opere di pittori come Antonio Corriga, Antonio Azza, Pinuccio Sciola o Giuseppe Carta e fotografi come Salvatore Ligios e Domenico Ruiu. Ogni opera in qualche modo rimanda al legame che ogni autore ha avuto con Paolo Pillonka. Nessuno infatti di loro ha dimenticato e soprattutto ha un debito di riconoscenza nei confronti della vita per aver dato la fortuna di incontrare una grande persona come Paolo Pillonka. Nella mostra quindi ogni opera è scelta, selezionata, ricordando l'amicizia. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. 10 è il numero perfetto. 10 è talento di chi va oltre. 10 è forza, carattere. 10 è eccellenza verso un nuovo futuro. Fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Da 16.950 euro. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile.
Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. Si è concluso l'evento mondiale del beach tennis a Torregrande, che ha accolto la tappa italiana in collaborazione con l'associazione sportiva Eolo e la partecipazione dei big della specialità, con in testa l'azzurro campione del mondo Mattias Poto. Per 3 giornate a Marina di Torregrande, sui campi dell'Eolo Beach Contest Proxy Energy, con un montepremi di $15.000 si sono confrontati oltre 150 atleti in rappresentanza di 15 nazioni. È stata una 3 giorni veramente soddisfacente sotto ogni punto di vista. Abbiamo visto un livello di gioco altissimo, con sorprese nei risultati, però tutti gli atleti hanno dato veramente prova del loro valore. Ormai sono tanti anni che proviamo a dare alla Sardegna una manifestazione di livello. Sappiamo che non è semplice, però ormai abbiamo l'esperienza e anche un pochino le capacità per provare a regalare a tutti gli appassionati degli eventi di questo genere. Las emociones estaban muy fuertes porque íbamos 5-1 arriba y al final ellas han empezado a jugar mejor. Nosotros nos hemos venido un poco abajo porque nos estaban remontando, pero luego le hemos conseguido sacar 6-5, 7-5. El último también punto ha sido un poco duro, pero bueno, lo hemos logrado. È una partita difficile, sappiamo che loro hanno vinto l'ultimo BT200 in Tallinn. Ho giocato contro di loro, ho preso un asfalto, quindi voleva prendere la rivincita, ma no, sono felice anche Jublin che ha fatto una finale di Nelson Series, quindi è una coppia che giocano benissimo, ma sono felice che la prima torneo insieme con Fede, che eravamo qua per prendere un po' di idea come giochiamo insieme e trovare un po' di soluzione, e usciamo con una vittoria, quindi sono molto felice. Penso che abbiamo giocato molto bene, quindi questo ci dà fiducia per i prossimi tornei. Io sono molto contento di vincere in Italia, davanti alla mia ragazza e mia figlia, e adesso ci riposeremo un po' e poi andiamo ancora più carichi per i prossimi tornei in Francia e in Italia. Buona, per me è la prima volta che gioco qua in questa città. Mi piace molto questa isola. Sì, sono felice di giocare qua in Italia, sono felice che c'è un po' più di torneo in Italia e che le torni un po' in Europa in generale. Sì, è sempre bellissimo avere tornei in Italia. L'Italia è la patria di questo sport, quindi continuare a investire in questo sport è fantastico. Quindi ringrazio tutta l'organizzazione, dei ragazzi fantastici, ci hanno aiutato tantissimo, sempre molto predisposti ad aiutare. Campi ottimi, direi, ci siamo divertiti, ci sono piaciuti, il pubblico molto caloroso, molto attivo, quindi siamo molto felici di essere qua in Sardegna e torneremo volentieri la prossima volta. Ho un punto negativo. Love of my soul. Dal 7 al 16 agosto Santo Lussurgiu ospita la 18ª edizione del Festival Percorsi Teatrali, organizzato dal Teatro del Segno. Il cartellone propone un focus sul teatro contemporaneo e un'edizione speciale che celebra i 18 anni del festival, rendendo omaggio a Salvatore Cambosu e Dario Fo, confermando l'impegno della valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del patrimonio di Santo Lussurgiu.
Nel solco delle edizioni precedenti una festa di teatro di strada per alcuni aspetti, perché abbiamo privilegiato un po' il teatro circo, è una festa soprattutto per i bambini, perché una richiesta che è arrivata all'amministrazione quest'anno era quella di dedicare particolare attenzione, dunque una favola al giorno come gli altri anni, molti spettacoli per loro, è l'idea di poter condividere gli spazi del paese, di girare per il centro storico come per esempio con Teatro da Balcone per poter conoscere meglio il paese, ma anche stare insieme la sera e poter godere di alcune piccole pièce di teatro. Con una kermesse di 10 giorni a Santo Lussurgiu, un teatro anche contemporaneo, si parlerà anche di Camboso, di Dario Fo. Assolutamente, innanzitutto un omaggio appunto a Dario Fo con un progetto di Fraternal Compagnia che ha dedicato un lavoro su Dedalo e Icaro, un testo molto bello di Fo e Rame, e poi ospiteremo questo omaggio a Salvatore Camboso che si chiama dal libro Miele Amaro, che è un lavoro di teatro del segno, nel quale le parole così evocative di Camboso si fondono con la drammaturgia musicale creata da Andrea Congia e la Launedas di Andrea Cocco. E poi riusciremo ad incontrare anche per esempio il teatro civile con Al Fuoco, che è uno spettacolo che fa un parallelo fra la tragedia di Marcinelle e 50 anni dopo, un po' poco più, ciò che è accaduto alla Thyssen. E ancora un bellissimo lavoro teatrale che si chiama Ricordati di vivere, l'ultima udienza, che affronta anche in maniera molto viva, molto vibrante il tema sulla sicurezza, e ci mette davanti al giudizio, alla responsabilità che abbiamo nel valutare i comportamenti scorretti, ma anche la leggerezza di Mamma Santissima, che è uno spettacolo di teatro impossibile dove la maternità viene analizzata e giocata da Emanuela Lai con l'idea di raccontarci quanto può essere complesso essere madri in molti modi diversi. Quindi Santo Lussurgiu per 10 giorni ad agosto sarà un teatro, come diceva lei, libero, di strada, dal balcone, ma soprattutto una connessione sulla tradizione sarda. Naturalmente, anche perché per un festival è fondamentale compenetrarsi con il territorio. Quest'anno, tra l'altro, mi piace citarlo, una favola al giorno è dedicata alle favole del mondo. Incontreremo molti modi di raccogliere le fiabe, dunque di scriverle con altre parole ma con gli stessi significati spessissimo, fiabe che comunque i bambini accoglieranno con la stessa risata e con lo stesso sorriso, questo a dimostrare che in realtà le differenze quando si va al minimo comune denominatore non ci sono. Tanto è molto importante sia sotto l'aspetto culturale ma sia anche sotto l'aspetto turistico, perché Santo Lussurgiu poi in questo periodo è un paese che si riempie di turisti, perché poi la parte del centro storico è molto attrattivo per quanto riguarda la parte turistica, ma la parte culturale di cui Santo Lussurgiu poi è un paese che si rifà molto sulla cultura, la parte del teatro per noi è un elemento indispensabile. Anche come nuova amministrazione abbiamo deciso di puntare sulla continuità con i percorsi teatrali, vista l'importanza che in 18 anni questa manifestazione, questo evento ha portato al Paese. Ecco, diciamo che poi il teatro è anche un volano per quanto riguarda l'aspetto turistico dell'enogastronomico, dove Santo Lussurgiu insomma ha i suoi unicum. Beh sì, Santo Lussurgiu sulla parte enogastronomica, oltre appunto alla parte storica, come dicevo prima, fa la sua parte sia per quanto riguarda il Casizolo, che è un elemento, a parte presidio solo food, ma è un elemento importante nel territorio del Montiferru, ma non tralasciamo anche, nonostante il periodo estivo e il caldo, ma anche il distillati come l'acquavite, che è un altro degli elementi importanti di Santo Lussurgiu, ma senza dimenticare anche la parte della vitivinicola, che negli ultimi anni ha assunto un elemento importante nell'economia del paese. In chiusura, questi 18 anni si vedrà anche un'attenzione, come abbiamo parlato col direttore artistico, su Camboso e su Dario Fo. Sì, questo è un elemento che per noi assume un valore ancora più importante, perché poi
parlare di artisti di questo calibro come Cambuso e Dario Fo, che sono degli artisti di importanza internazionale, per noi è un elemento ancora maggiore per dare un occhio di riguardo a questo evento concentrato nei giorni clou del mese di agosto, come appunto abbiamo detto dal 7 al 17 agosto, quindi in quei giorni dove si concentra maggiormente anche il flusso di turisti oltre che di persone locali. Per noi assume ancora un valore più importante avere degli artisti che ricordano elementi importanti, artisti importanti come Dario Fo. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Nuovo Toyota RAV4 Full Hybrid. Più di quanto immagini. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Nel fine settimana il Teatro Lirico di Cagliari ha presentato la nuova stagione di spettacoli intitolata Pura Meraviglia. Il cartellone comprende 7 opere e 5 appuntamenti di danza e una ricca stagione concertistica con ospiti internazionali del calibro di Cecilia Bartoli e Theodor Currensis. Il via è in calendario per il 22 gennaio con il Don Carlos di Giuseppe Verdi nella versione grande opera e la regia di Davide Livermore, proposto per 5 recite fino al 30 gennaio.
La campagna abbonamenti per la lirica e la danza prenderà il via il 29 settembre, mentre le conferme per i concerti sono previste dal 26 ottobre. I biglietti per i singoli spettacoli saranno posti in vendita nei primi giorni di gennaio 2027, anche attraverso il circuito Viva Ticket. Le riduzioni sui biglietti e sugli abbonamenti prevedono lo sconto del 50% per le persone con disabilità e i loro accompagnatori, il 30% per i giovani under 30 e uno sconto speciale del 10% per chi acquisterà contemporaneamente l'abbonamento alla lirica e alla danza. Si parte con Pura Meraviglia, dove tutto è possibile per un cartellone che propone emozioni, spettacolo dopo spettacolo. Sì, sono 3 contenitori nella nostra nuova stagione 2027, opera, danza e concerti. Pura Meraviglia è il nome che abbiamo voluto dare quest'anno perché la musica, il teatro, tutto ciò che è spettacolo in un certo senso meravigliano, stupiscono, emozionano e quindi con una sorta di purezza abbiamo voluto unire questi 2 nomi, la meraviglia e la purezza, quindi Pura Meraviglia, per raccontare il percorso artistico, musicale, teatrale che ci aspetta nel 2027. Saranno tutti artisti di talento, ma quali saranno poi le specifiche di questo percorso? Intanto Sardinia Opera, il Teatro Lirico di Cagliari, il Teatro della Sardegna, l'Opera della Sardegna si inseriscono in un contesto internazionale con grandi nomi, grandi artisti. Penso soltanto per la stagione concerti sinfonica, la prima volta di Cecilia Bartoli, che è l'artista italiana lirica in attività più famosa al mondo, ma penso anche a artisti internazionali come Theodor Currenzis, ma anche a tanti nomi sardi, per esempio come Leonardo Sini, che saranno impegnati in tanti nostri concerti, opere e quello che è la parte performativa di questa stagione. Per cui tanti nomi, tanti titoli importanti, tanti ospiti che verranno nella nostra terra, nel nostro teatro e animeranno ovviamente la nostra stagione. Le chiedo qual è la responsabilità o anche l'impegno che investe lei e il suo staff in un teatro storicamente così importante non solo per l'isola? Allora, intanto il Teatro Lirico di Cagliari ha una storia preziosa alle spalle che deve e merita di essere valorizzata e continuare ad essere valorizzata, per cui mi sento una grande responsabilità in questo senso. Siamo uno staff, siamo un team fatto da 270 persone al momento, per cui tutti lavoriamo con lo scopo di portare il nostro teatro non soltanto all'interno della Sardegna, infatti il nome Sardinia Opera ci racconta all'interno della Sardegna, ma ci racconta anche all'esterno e ci inserisce in un panorama italiano, europeo e mondiale che vorremmo sempre più forte, sempre più alla portata di tutti gli spettatori, non soltanto quelli che provengono dal nostro territorio. Il sovrintendente Cigni mi ha fatto vedere il programma non appena l'ha preparato e io credo che sarà una stagione ancora più ricca rispetto all'ultimo anno che è stato. Devo dire che questa sovrintendenza sta lasciando il segno. Il teatro, la gente è ritornata al teatro, il teatro è andato fuori dalle proprie mura per andare incontro al pubblico, non soltanto con il decentramento, ma ricordiamo il grande investimento che è stato fatto a Susiccu con il Teatro del Mare al Padiglione Nervi e abbiamo anche un sogno, farlo ancora più grande l'anno prossimo. Visto il successo. Stiamo andando nella direzione di incrementare tutta l'offerta dal punto di vista culturale di spettacolo che il Teatro Lirico, che è la più importante fabbrica, industria culturale della Sardegna, può offrire con le sue professionalità. Dal Teatro del Mare, che sta avendo un successo di pubblico, alla stagione, quella appena conclusa e quella futura, che ha dato un riscontro di non solo di abbonati ma anche di presenze positive, perché sono numeri che danno l'evidenza di quanto il pubblico cagliaritano e i turisti stiano apprezzando la nuova programmazione. La concertistica, la danza, la lirica, la sinfonica sono elementi che caratterizzano la nuova stagione e che determineranno, insieme ovviamente alle opere sia di repertorio sia innovative, un ulteriore fascino per il pubblico, per le cagliaritane e i cagliaritani, per tutti gli appassionati in Sardegna delle opere e della musica e ovviamente anche per le turiste e per i turisti.
Fondamentale il ruolo del teatro lirico. Oggi ci troviamo al Carmen Melis, che è l'appendice, possiamo dire, del teatro lirico. Non è solo cultura, passione, ma è anche un polo dove si può gestire quella che poi è la cultura di Cagliari. Ma indubbiamente, intanto gli spazi, quelli del teatro, del Carmen Melis, quindi del Principale, del Lirico e del Carmen Melis, sono spazi a disposizione della città, ma il teatro sta erogando una serie di offerte culturali e di spettacolo anche nel resto del territorio della Sardegna, molto importanti per quanto riguarda ovviamente la presenza come decentramento, tenendo conto dell'importante finanziamento regionale che caratterizza il teatro. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Accendi nuova Swift Hybrid. Cedi alle tentazioni. Muoviti con stile. Alza il volume delle emozioni. E non rinunciare a nulla. Guarda al futuro. E non fermarti mai. Nuova Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Tua a 16.900 euro, con 4.000 euro di incentivi Suzuki. Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Lasciati trasportare in una serata dove musica, danza e teatro si fondono in un'unica emozione è stato lo slogan del successo dello spettacolo Nostalgia, storie nel tango, con regia e interpretazione di Marta Proietti Orzella, in una caldissima serata d'estate nel cuore di Cagliari, nella piazza più difficile del capoluogo. Vi cresceva un po' d'erba e qualche cespuglio di fiori. La bambina restò muta di stupore, quasi incredula del fatto che tutto fosse uguale all'anno passato, come se i fiori fossero stati lì ad aspettarla per mesi, sempre uguali a se stessi. La zia Amabilina le strinse la mano per farle intendere che sì, comprendeva la sua commozione.
superlativi protagonisti della danza Daniel Matta e Francesca Neris nell'ambito della rassegna estiva promossa dall'assessorato dello spettacolo del Comune di Cagliari e dal CEDAC Sardegna. Un viaggio tra musica, danza e parole per raccontare l'anima del tango argentino con le note del Gustavo Gini Ensemble e la coreografia di Mariana Montes per dar vita ad uno spettacolo intenso dove ogni passo, ogni sguardo e ogni melodia ha saputo raccontare una storia esaltando in Piazza del Carmine la musica dal vivo, la danza e il teatro in un racconto che attraversa i colori del tango, amore, desiderio, gelosia, rabbia, perdita e speranza. Dove ogni passo, ogni sguardo e ogni melodia ha saputo raccontare una storia esaltando in Piazza del Carmine la musica dal vivo, la danza e il teatro in un racconto che attraversa i colori del tango, amore, desiderio, gelosia, rabbia, perdita e speranza. Io credo che il tango sia una affascinante forma d'arte, costituita poi in varie sottocategorie. Abbiamo sia la musica, abbiamo la letteratura, abbiamo il ballo, è un ballo estremamente completo, ricco di storia, ricco di cultura, e credo che sia molto, interessante anche poter approcciare, l'ambiente più giovane, ormai anche che è sempre più distaccato da queste tendenze, a questa forma d'arte. Questo è quello che io credo e spero di in qualche modo poter aiutare in tal senso. Al centro della scena c'è la vicenda di una donna emigrata in Argentina che trova nel tango e nelle storie d'amore un rifugio contro la solitudine dell'esilio. Un racconto di memoria, sradicamento e identità che dialoga con la forza evocativa di un genere musicale capace di trasformare ogni emozione in movimento.
Il tango per me rappresenta certamente una passione grande. Sarebbe molto bello se tanti ragazzi della nostra generazione iniziassero a ballare. Sarebbe bello poter tramandare questa passione a tante persone, perché è una cosa che riempie le giornate. Sul palco il Gustavo Gini Ensemble, con Gustavo Gini pianoforte, composizioni e arrangiamenti, Alessio De Vita al violino e Fabrizio Meloni al violoncello, che hanno proposto un raffinato repertorio che unisce composizioni originali, grandi classici del tango e pagine indimenticabili di Astor Piazzolla. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Vicini ai nostri primi 200 anni di attività, annunciamo con orgoglio di aver ottenuto la certificazione B Corp. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955, oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Ogni possibilità conta. Scegli il vero ibrido Toyota.
Gruppo Ene. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Da oltre 50 anni, Publia Group è il punto di riferimento in Sardegna per la comunicazione pubblicitaria. Cartellonistica stradale, affissioni, insegne luminose, serigrafia. Trasformiamo ogni idea in una strategia efficace e visibile, con soluzioni su misura per le aziende. Dallo studio grafico interno alla realizzazione di campagne complete e materiali promozionali. Publia Group, il partner giusto per far crescere la tua impresa. Contattaci oggi e rendi il tuo brand visibile. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. A Santa Margherita di Pula, al Forte Village Resort, un appuntamento con la grande scherma mondiale, ospiti di Valentina Vezzali e Lee Kiefer con il marito Jeleke Maynard, 5 volte olimpico e primo uomo statunitense a conquistare il numero 1 del ranking mondiale.
un cast internazionale che si è completato con il campione olimpico giapponese Kyosuke Matsuyama, la polacca Aleksandra Matsuyama, l'ungherese Daniel Dosa, medaglia di bronzo mondiale, e la tedesca Leonie Ebert, campionessa europea. Nel programma si sono alternate sessioni tecniche, esercitazioni tattiche e momenti di confronto diretto con i campioni, fino a una giornata interamente dedicata alla loro competizione. L'esperienza del Forte, come la potresti descrivere? Ma un'esperienza sicuramente emozionante, di grande impegno, di avvicinamento per tante persone a uno sport, lo sport più medagliato d'Italia, e quindi sicuramente un momento anche di crescita per chi già fa scherma e per chi invece deve cominciare un approccio importante. Le accademie hanno il pregio di poter avvicinare i grandi campioni, le celebrità, un olimpionico come sei tu, a quelli che sono invece gli appassionati. Qual è stata la miscela qui alla Sport Academy del Forte Village? Beh, innanzitutto qui ci sono le eccellenze in ogni sport, quindi sottolineo una cosa importante, quindi chi viene a praticare con noi lo fa con persone che hanno avuto la fortuna di raggiungere anche traguardi importanti e che cercano di trasmettere, come è il caso ad esempio nella scherma, anche i valori di questo sport, no? Che sono valori importanti come il rispetto dell'avversario, la cultura della sconfitta, riconoscere anche la superiorità di un avversario. Pensate che la prima cosa che si insegna a un bambino quando entra in una sala di scherma è il saluto, prima e dopo l'incontro, con la stretta di mano finale. Ma qual è il titolo olimpico mondiale di cui Stefano Pantano è più orgoglioso? Ma forse il primo campionato del mondo che ho vinto con i miei compagni a Denver in Colorado, perché era un campionato del mondo, un titolo mondiale che mancava alla spada da 31 anni, e quindi per noi fu un'emozione fortissima. Al magnifico Forte Village abbiamo portato Lee Kiefer, 3 volte medaglia d'oro, che rappresenta il paese dell'America a unirsi con l'Italia. Abbiamo parlato di valori dello sport, di sport diplomatico, in questo momento geopolitico di divisione. Lo sport è davvero l'unico che tiene unito anche i governi e anche i mondi. Una settimana molto eccitante perché abbiamo portato 23 bambini dall'America e quindi più di 70 persone con le loro famiglie, non solo a combattere ma anche a vivere dei momenti di unione, di famiglia e di divertimento. Lo sport della scherma è uno sport magnifico e che ancora necessita di tantissima divulgazione. Ecco perché siamo qui al Forte Village. E cosa hanno provato di fronte alla leggenda della più medagliata del mondo, Valentina Vezzali? Tanta emozione, ma soprattutto hanno imparato ai valori dello sport e never give up, a continuare a combattere anche nei momenti di difficoltà e soprattutto anche a essere dei grandi amici nello sport quando anche si combatte contro l'avversario che magari è americano. Valerio, talvolta lo sport avvicina a quelle che sono le qualità degli uomini e delle donne, talvolta lo sport ha un tipo di rappresentatività che aiuta a essere tutti meno lontani, più solidali. Parliamo di scherma, siamo al Forte Village, alla Sport Academy, dove c'è un'accademia tenuta da una signora che a livello internazionale ha vinto più di tutte, Valentina Vezzali, è qui al mio fianco. Adesso vediamo cosa è successo. Valentina. Io la ritrovo che lei era sottosegretario di Stato, ci siamo incontrati anche per questo, quindi tante emozioni dentro. Però cos'è questo fardello di 6 titoli olimpici, magari sbaglio, sono anche di più, 16 titoli mondiali? Com'è che una donna sa gestire questo e lo sa trasmettere ai bambini americani che sono stati qui con voi e anche italiani? Lo sport mi ha permesso di raggiungere tanti traguardi e lo sport è una grande fonte di ispirazione, lo sport è tante cose messe insieme e lo si può divulgare in tantissimi modi. Io credo e sono fortemente convinta, anzi certa, che lo sport può essere una freccia al nostro arco per rilanciare il sistema paese, perché lo sport produce ricchezza, lo sport fa incontrare mondi e attraverso lo sport si compete, c'è un vinto e un vincitore, ma alla fine ci si stringe sempre la mano. E dunque essere qui oggi al Forte Village attraverso la mia Academy, che quest'anno è qui per il 2º anno, e portare tante persone a conoscere questo sport significa portarle ad avvicinarsi alla scherma, conoscere questo fantastico territorio che è la Sardegna. Il Forte Village è un posto davvero fantastico
E in tutto questo, oltre alla mia Academy, abbiamo ospitato un camp fantastico organizzato dagli americani e dove ho potuto interagire insieme a loro, lavorare con i ragazzini e soprattutto vedere tante famiglie che qui hanno trascorso una bellissima settimana di vacanza. Ecco, lasciamo per un attimo che è ghiotto l'aspetto, come dire, del sistema paese, quindi della lettura dello sport declinato nella politica e quindi nelle decisioni. Lasciamolo per un attimo, ma ci torniamo. Il fioretto, la scherma, la spada in genere, insomma, che tipo di momento stanno vivendo? La scherma ha sempre goduto di ottima salute e giova ricordare che è la disciplina sportiva che ha regalato più medaglie d'oro al nostro paese, all'Italia, quindi io la definisco la roccaforte, lo sport italiano. La scuola fa scuola e i campioni fanno i campioni, e questa è una frase che è stata coniata al club dove sono nata e cresciuta. Pensate che il fondatore del club Schermaiesi dal nulla ha creato un grande impero con ben 4 campioni olimpici individuali che anche se lui non c'è più stanno continuando l'opera. Oltre a lei chi erano? Stefano Cerioni è stato il primo olimpionico 1984, poi vinse le Olimpiadi Seul nell'88, Giovanna Trellini 92 che poi con me ha vinto tante Olimpiadi a squadre, poi sono arrivata io ed infine Elisa Di Francisca, ma l'eredità lasciata dal maestro Triccoli nel 96 sta continuando con Tommaso Marini e tanti altri campioni che stanno portando avanti l'onore del club schermaiesi ma della scherma italiana nel mondo. Ecco, lei prima diceva del sistema paese, andiamoci subito. Che tipo di messaggio si può dare adesso al ministro Abodi, al team Buonfiglio, al CONI? Che tipo di messaggio può arrivare da questa attività che è particolarmente capillare e peraltro è intercontinentale con i ragazzini americani, con la Kiefer e gli altri? Ma io credo fortemente nel turismo sportivo perché attraverso competizione, attraverso stage, attraverso incontri possiamo portare non solo gli atleti a gareggiare nel nostro paese ma tante altre persone a guardare questi eventi, ad accompagnare i ragazzi e a far conoscere il nostro paese che io lo reputo un diamante rispetto al mondo e quindi attraverso questo promuovere lo sport, promuovere il turismo e portare tante persone alla pratica sportiva. Valentina Vezzali e l'esperienza politica. In 30 secondi quella da sottosegretaria allo sport col primo ministro Mario Draghi, che ricordo le dà, che flash può tirar fuori? Durante il mio mandato da sottosegretario con delega allo sport, diciamo che ho vinto la mia medaglia d'oro olimpica nel momento in cui sono riuscita a portare l'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria, quinta e poi quarta classe, ed ora auspico che chi è al governo possa continuare con quello che io ho tracciato per completare il circuito della scuola primaria, perché nell'era della digitalizzazione, nell'era in cui i bambini si muovono sempre meno, abbiamo bisogno di persone che hanno studiato in tal senso per cercare di sviluppare la loro psicomotricità e quindi abbiamo bisogno della figura specialistica. È un altro traguardo importante che sono contenta di aver portato avanti e contribuito a far poi prendere corpo e che è stato ripreso immediatamente dal Ministro, l'inserimento dello sport in Costituzione. Lo sport deve essere di tutti e per tutti e alla portata di tutti. Chiudiamo in bellezza con questi titoli olimpici e mondiali che si fa fatica a metterli in fila. Ce n'è uno di cui è particolarmente orgoglioso e magari ce n'è un altro invece che è arrivato un tanto a portarlo via e poi invece lo sport è quello che se lo porta via per primo. Lo sport con le tante gare che ho disputato nei 36 anni di carriera
hanno contribuito ad essere la donna che sono oggi. Quello che io ricordo sempre con maggior affetto è il campionato italiano categoria prime lame, avevo ben 10 anni, 1984, Paleo Roma, non feci in tempo a togliere la maschera, che mi trovai in pedana a mio padre, che mi prese fra le braccia e mi fece roteare in aria. Quello per me all'epoca, a 10 anni, era l'equivalente di un oro olimpico attuale, e quello è stato l'inizio di tutto. In collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. Ogni scelta rivela chi siamo e che futuro vogliamo. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.